Siamo qui a Spresiano per i campionati italiani di Dragon Boat. Quali sono le tue impressioni? Ma le mie impressioni è che le squadre più forti della Dragon Boat italiano nella FIC ci sono, purtroppo manca qualcuno rispetto anche agli altri anni, però diciamo che le squadre con cui volevamo confrontarci le abbiamo trovate qua e quindi siamo contenti di confrontarci con loro. Canottieri Ticino, una realtà che sta facendo passi da giganti nella crescita. Come valuti questo vostro inserimento, diciamo, nella squadra nazionale e anche, diciamo, nel calendario nazionale delle gare sia agonistiche sia amatoriali? Ma allora, noi abbiamo, sì, in effetti quest'anno siamo molto cresciuti, noi siamo abbastanza giovani come squadra, siamo nati nel 2009, nel 2010 abbiamo fatto un buon anno, l'anno scorso abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma quest'anno grazie anche all'innesto di nuovi pagaiatori e pagaiatrici siamo tornati, diciamo, ad allenarci come si deve, quindi sono molto contento dell'andamento della mia squadra di quest'anno, sia anche da come si sono comportati individualmente nelle varie prove di selezione per i campionati del mondo di Milano, sia in queste gare e comunque negli allenamenti costanti. Campionati del mondo di Milano, 30 agosto, 2 settembre 2012. Cosa ne pensi del Dragon Boat italiano in generale? Allora, ho trovato molta serietà nel modo di selezionare la squadra e comunque sicuramente con diciamo, gli atleti delle squadre che sono qui presenti, anche qualcuno di qualche squadra che non c'è oggi, penso che faremo degli ottimi equipaggi perché ho visto molto buon materiale umano. Sul Dragon Boat italiano secondo me è sicuramente in crescita, soprattutto il movimento FIC. La mia speranza da inguaribile romantico è che prima o poi riusciremo a fare le gare sia contro le squadre che ad oggi sono in FIDB, sia contro il bacino del Trentino che è molto numeroso e noi infatti cerchiamo di fare gare in tutti questi tre circuiti, però se ci fosse, diciamo, un unico circuito per noi sarebbe meglio.